E Fisio, tornando alla devozione, a quanto vediamo in questo momento, come vi ricordate, noi abbiamo fatto una piccolissima processione per portare Sant'Efisio dall'ingresso sino al museo, luogo laico peraltro, quindi c'è un momento di separazione netta. Bene, la cosa che ci ha colpito di più è stata la commozione della gente, cioè piangevano, cioè poche persone che si commuovevano. Certamente molto intima rispetto molto intima. al contesto di oggi. Infinitesimamente piccola, ma di una straordinarietà che ancora oggi mi rimane qui sul cuore, onestamente. È uno studioso come lei, come vive la giornata del 1° maggio? Di festa, di devozione, l'aspetto intimo, personale, come viene percepito? Ma io la vivo da fedele da sempre, quindi non ho problemi da questo punto di vista, non mi importa troppo del momento storico, mi perdoneranno i colleghi. No? Beh, anzi, però li racconto al museo, sì, al museo abbiamo approfondito alcuni aspetti storici che forse sfuggivano, abbiamo rimarcato l'esigenza che inizino studi, per esempio demoantropologici, scientificamente validati. E questo per noi è un momento importante da evidenziare. E poi siamo andati a tirar fuori tutti i documenti